Questo è il castello di Thiene. Ci troviamo a Thiene, in provincia di Vicenza. I merli, le mura e le torri non hanno mai svolto una funzione difensiva. Infatti non si tratta di un vero e proprio castello, ma invece di una villa, una residenza collegata storicamente a delle attività agricole. La villa è stata costruita per il volere di Francesco Porto durante il XV secolo. I Porto erano tra le più importanti famiglie nobili di Vicenza e presso di Thiene avevano un importante patrimonio fondiario. La villa di Thiene era stata costruita come casa fondaco, per immagazzinare i prodotti agricoli del territorio circostante. Le grandi arcate al pian terreno, le due torri ai lati, la finestra polifora e il corpo centrale a T ricordano molto il fondaco dei Turchi a Venezia. Sia per la funzione sia agricola che abitativa, sia per la distribuzione degli spazi interni, si vedono anticipati i temi del Palladio. Si può quindi parlare di una villa pre-palladiana. Nel corso del Cinquecento la villa viene alzata di un piano, chiudendo le merlature superiori. Gli interni vengono affrescati dai più importanti allievi del Veronese, Giovanni Battista Zelotti e Giovanni Antonio Fasolo. Il castello di Thiene viene mantenuto dalla famiglia Porto fino al 1816, quando viene poi ereditato dalla famiglia Colleoni, che lo fa poi ereditare nel 1918 alla famiglia di Thiene, attuale proprietaria della villa.